Buongiorno, benvenuti, conferenza stampa della gara, dell'ultima gara del girone per i playoff quinto posto contro Padova. Iniziamo con l'Arena Marzio. Buongiorno coach, io invece partirei già dalla partita di Modena perché è stata una vittoria importante contro una squadra forte che ha giocato già la partita vera, quella si giocava proprio per vincere, e Rana soprattutto nel quarto set ha dimostrato tanto carattere. Hai già detto tutto, partita vera dall'inizio alla fine, e tutte e due le squadre hanno giocato proprio per vincere, questo mi è piaciuto. Ho avuto delle risposte importanti a parte i soliti, voglio dire il solito Keita, Mosic, Cortesia che sta disputando un campionato incredibile, però ho visto Pietro Bonisoli che è rimasto in campo molto bene, ha tenuto bene ed era quello che gli avevo chiesto. Ho visto Francesco Sani finalmente protagonista e ne sono molto felice perché abbiamo lavorato tanto sotto tutti i punti di vista e quindi è stata un'ottima partita, anche se ormai è già passata, non ci penso proprio più. È stata un po' battuta contro muro, anche se Verona ha battuto bene. Sì, assolutamente. Siamo stati molto bravi e concreti a muro. In battuta siamo stati bravi ad alternare, prima mettendo in difficoltà il loro libero, poi spostando l'obiettivo della nostra battuta una volta che il loro libero era entrato in ritmo, quindi sì, direi un'ottima partita. Adesso per la testa del girone in questo momento è una questione di pochissimi punti nel quoziente punti, quindi l'obiettivo immagino sia vincere 3-0 per cercare di superare Modena e conquistare insomma il favore del campo. Sì, l'obiettivo è arrivare primi nel girone, è inutile nascondersi, bisogna vincere 3-0, cosa che non sarà assolutamente facile né vincere 3-0, perché a Padova è sempre complicato giocare, è sempre una squadra ostica che gioca una buona pallavolo e che in questo periodo sta alternando tutti i giocatori. Mi ricorda Grotta Zolina, l'ho già detto ai ragazzi, il nostro approccio non deve essere quello di Grotta, o almeno l'inizio sì, ma il proseguo deve essere di tutt'altro tipo. La partita non è finita finché davvero non si portano a casa i 3-7. Infatti volevo proprio dirlo, perché anche lì cambiano spesso il sestetto, però magari Grottazzolina può essere stata una lezione da imparare. Spero di sì, ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati su questo, però è il campo che può rispondere. A parole siamo stati, sì, sicuramente è stata una lezione, ma poi bisogna dimostrarlo praticamente. Buongiorno coach, allora parliamo di Padova, che tipo di avversario sarà? Una squadra che sta alternando, girando molto, però che poi storicamente sul proprio campo si fa molto sentire, e dunque come la si affronta questa gara? La si affronta come abbiamo affrontato Modena, pensando comunque che sarà una partita molto complicata. Loro battono bene, hanno dei buoni battitori, Porro uno su tutti, anche Stefani che sta giocando adesso l'opposto ha una battuta importante e bisogna affrontarla con la massima attenzione e concentrazione. Lì è tutto. Dire tutto lì è come se fosse una cosa semplice, non è così semplice, dobbiamo essere molto concreti e molto attenti e non innervosirci. Se le cose non verranno, come è successo a Grotta, bisogna star calmi e cercare comunque di portare a casa la partita. Ecco, rispetto a Grottazzolina si è già detto dell'approccio del secondo set più che altro, in avanti, questa come dire una nota stonata, quella con Grottazzolina di Porto San Giorgio, Palsavelli, in un percorso che avete fatto in questo girone assolutamente meritevole di risalto, e i risultati sono lì a dirlo. Quindi quell'insegnamento di Grottazzolina come si proietta nell'immediato? Nell'immediato, nell'attenzione a come ci siamo allenati in questi giorni, perché il problema era fondamentalmente lì. A volte si pensa di affrontare un avversario un po' più debole e in settimana ci si rilassa un po', e devo dire che questa settimana la tensione è stata molto alta e quindi diciamo i presupposti ci sono per fare bene. Ecco, rispetto a Grottazzolina si è già detto dell'approccio della seconda set più che altro, in avanti, questa come dire una nota stonata, quella con Grottazzolina di Porto San Giorgio, Palsavelli, in un percorso che avete fatto in questo girone assolutamente meritevole di risalto, e i risultati sono lì a dirlo. Quindi
una conferma per quanto riguarda D'Amico, salterà anche questa gara, pronto Bonisoli di nuovo nel ruolo di libero per rimpiazzare il titolare? Eh sì, giocheremo con Pietro la partita, se poi ce ne sarà bisogno comunque D'Amico è pronto, quindi verrà in panchina, però per evitare di correre rischi, visto che insomma dal punto di vista fisico non è che siamo proprio stati fortunatissimi quest'anno, è bene andare con calma. Grazie. Siamo a posto? Bene, grazie, buona giornata, buon weekend. Grazie mille.